Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Uccise la figlia di 5 anni a Mascalucia nel Catanese e poi finse il sequestro. Martina Patti chiede adesso l'accesso alla giustizia riparativa. I familiari e la procura si oppongono, ma la richiesta fa discutere. Catania si butta in mare per salvare una consorella e muore annegata. La comunità carmelitana di San Giovanni La Punta nel dolore per la morte di Suor Nadir, il ricordo dei fedeli. Spari e intimidazioni, sarà istituita la zona rossa Sferracavallo, interventi allo Zen, lo ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Palermo. Resta in carcere il 16enne reo confesso dell'omicidio del vicino di casa. Lui ha ribadito la sua versione dell'aggressione sessuale. Disagi a Siracusa per la carenza d'acqua, colpa della rete idrica Colabrodo. La banda muta che accompagnava i funerali senza suonare diventa un cortometraggio che racconta l'antica tradizione siciliana. Calcio, il Palermo alza i giri del motore in vista dell'esordio di domenica negli spareggi per la promozione in Serie A. In Lega Pro da domani il Catania riprenderà la preparazione ai play-off e giovedì alle 12 il sorteggio che stabilirà l'avversaria dei rossazzurri. Uccisa la figlia di 5 anni a Mascalucia e poi finse il sequestro. Adesso Martina Patti chiede l'accesso alla giustizia riparativa, ma i familiari e la procura si oppongono. Sentiamo Luca Ciliberti. È bastata la notizia per suscitare indignazione tra i familiari e nell'opinione pubblica. Eppure la richiesta di accesso alla giustizia riparativa da parte di Martina Patti, la madre che il 13 giugno del 2022 uccise Elena, la figlia di 5 anni, ne ha occultato il cadavere inscenandone poi il sequestro, riporta nella mente e nelle vene dei familiari un dolore incancellabile. La mancanza di consenso a che la Patti possa svolgere questo percorso di giustizia riparativa non è certamente dettato da una sorta di vendetta, ma è dettato da un dolore, da una cicatrice certamente insanabile che i miei assistiti e soprattutto il papà ha. La Patti solo ieri ha chiesto scusa anche al papà, contrariamente a tutte le altre volte in cui ha fatto appunto dichiarazione in aula. Per la prima volta ha chiesto scusa anche a questo padre che ha perso chiaramente un bene molto prezioso. Il delitto è avvenuto in una villetta di Mascalucia nel Catanese. La donna, che era già separata dal marito e viveva da sola con la bambina, è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione. Dopo un lungo percorso che Martina Patti ha svolto all'interno della casa di reclusione, oggi è certamente pienamente consapevole dell'atto che ha compiuto e per questo ha chiesto di poter incontrarsi con le persone a cui ha inflitto il maggiore dolore, e cioè sia il papà della piccola Elena che i nonni paterni, per poter loro chiedere perdono. Qualcuno ha ipotizzato che la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa possa essere una strategia difensiva. Alla richiesta si sono opposti il sostituto procuratore generale Agata Consoli e il legale delle parti civili, ma la decisione finale arriverà nell'udienza del prossimo 7 luglio. Si butta in mare per salvare una consorella e muore annegata a Vaccarizzo nel Catanese. La comunità carmelitana di San Giovanni La Punta sconvolta per la tragedia che ha coinvolto Suor Nadir, 45 anni. Il ricordo dei fedeli di padre Domenico Cosentino. Sentiamo Tonino De Mana. Gli abbracci, le lacrime, la commozione e anche la consapevolezza di aver perso una persona speciale. Il sorriso e la bontà di Suor Nadir Santos da Silva rimarranno nella mente e nei cuori di chi l'ha conosciuta e di una comunità, quella di San Giovanni La Punta, che non sa darsi pace. Un tragico destino l'ha strappata alla vita, morta per salvare 2 consorelle travolte da un'onda alta a Vaccarizzo. Suor Nadir non ha avuto esitazioni, la sua generosità l'ha portata ad un gesto estremo, quello di gettarsi in mare senza più riuscire a tornare a riva. La morte sopraggiunta per annegamento. È un dolore composto quello dei tanti fedeli che in queste ore si stanno stringendo attorno alla comunità carmelitana. È morta una suora, Nadir. Come Nadir? Ci siamo visti settimana scorsa. Ha fatto la preghiera a me insieme alla mia sua suora, dicendo tante preghiere nella mia testa, nei miei mali. No, non può essere. Il Signore l'ha chiamata in quel momento, in quel posto, in quella occasione, per quella missione. Tramite lei, che abbiamo avuto un gruppo di preghiera Fiamma Viva,
Ci sono state tante conversioni e guarigioni di tante persone che erano lontane da Dio. Sconvolto anche padre Domenico Cosentino. E siamo scossi, però siamo anche pieni di speranza, perché sappiamo che lei continuerà a seguirci dal cielo e pregherà sicuramente perché la nostra fede si rafforzi. È morta giovane per salvare delle vite, allora come si può spiegare dal punto di vista religioso quanto accaduto? Lei era madre e come madre salva i figli. I funerali di Suor Nadir saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa madre di San Giovanni la Punta. Saranno presieduti dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. A Sferracavallo sarà istituita la zona rossa stretta anche sullo Zen. Queste le prime misure adottate dal prefetto di Palermo Massimo Mariani per contenere l'escalation di violenze e intimidazioni che sta terrorizzando il territorio. La borgata marinara sarà dunque sorvegliata in maniera particolare dalle forze dell'ordine, che dovranno anche dare un forte segnale all'interno dello Zen. È quanto emerso dalla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che si è riunito questo pomeriggio anche alla presenza del procuratore De Lucia. Non ha convinto neanche il giudice per le indagini preliminari la storia del minorenne reo confesso dell'omicidio del suo vicino di casa. Il magistrato ha disposto che resti in carcere. Sentiamo Maglio Viola. Resta nel carcere minorile del Malaspina di Palermo il ragazzino di 16 anni reo confesso dell'omicidio di Pietro De Luca, l'infermiere 69enne in pensione, assassinato a colpi di tubo in testa nel suo casolare di via Buonpensiero al villaggio Santa Rosalia sulle sponde del fiume Oreto a Palermo. Il GIP non ha convalidato il fermo disposto per indiziato di delitto perché mancava il presupposto del pericolo di fuga, ma ha emesso un ordine di carcerazione in questa fase difficile dell'inchiesta. Il ragazzo ha ribadito la sua versione dei fatti, sostenendo di aver ucciso per difendersi da un'aggressione sessuale da parte dell'anziano dopo aver accettato un invito a bere un bicchiere d'acqua. Una versione che non ha convinto neanche il magistrato, però il ragazzo deve spiegare perché portava con sé il tubo usato nell'omicidio e soprattutto perché ha sparato non uno o due colpi ma almeno 5 o 6 fendenti, secondo gli ultimi rilievi. Permane poi il buco di 12 ore fra la morte dell'uomo e la confessione del minore, che si è spontaneamente presentato in questura a mezzanotte. Ma non convince neanche la tesi della famiglia della vittima, che parla di una tragica tentata rapina. Infine, le ultime indagini suggeriscono che qualcuno abbia spostato il cadavere di De Luca e dunque che il ragazzino sia stato aiutato forse non a commettere il delitto, ma a modificare la scena prima di presentarsi in questura. Un quartiere, il CEP, che non collabora e la scena del crimine alterata rendono difficili a Palermo le indagini sull'omicidio del pregiudicato freddato con 5 colpi di arma da fuoco al viso. Adelaide Barbarallo. Un quartiere blindato, il CEP di Palermo, dove regna il silenzio dopo l'omicidio di Placido Barrile. Un'esecuzione in piena regola che a distanza di giorni si scontra con tanti non ho visto. Le poche persone accorse sul posto dopo gli spari non hanno saputo fornire elementi utili per individuare il killer. Indagini complesse, ostacolate dall'assenza dunque di testimonianze, da poche telecamere di videosorveglianza e dall'alterazione della scena del crimine. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, qualcuno, probabilmente il fratello della vittima, il primo a dare l'allarme, aveva spostato il corpo di Placido Barrile, forse per verificare se l'uomo fosse ancora vivo. I carabinieri del RIS si concentrano ora sulla smart della vittima. 5 proiettili a segno che lo hanno raggiunto al volto e alla testa. Il killer ha sparato dall'esterno o era seduto in auto accanto a Barrile. Si studia la traiettoria degli spari per comprendere la dinamica dell'omicidio. Interrogati parenti e amici, acquisite le immagini delle poche telecamere di sorveglianza della zona. La procura intanto ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di stupefacenti. Sotto la lente degli investigatori ci sono pure gli equilibri all'interno del CEP, dove imperversano bande di spacciatori e dove i furti d'auto sono all'ordine del giorno. Barrile in passato era stato arrestato per rapine e per droga. Potrebbe aver pagato col sangue uno sgarro in una delle piazze più calde della città che, come altri quartieri, sembra ormai fuori controllo.
Una donna fatta entrare nel cofano di un'auto al centro di Caltanissette, alcune studentesse che temendo un rapimento hanno immediatamente avvertito la polizia, ma la storia era molto diversa e per fortuna fa sorridere. Gli agenti intervenuti dopo la segnalazione infatti hanno rintracciato il veicolo e identificato il conducente. L'uomo avrebbe spiegato agli investigatori che in realtà la donna era la sua amante e che per evitare che qualcuno la vedesse uscire dal palazzo in cui aveva trascorso la notte l'aveva fatta nascondere nel bagagliaio della sua auto. Anche in Sicilia, come nel resto d'Italia, abbiamo alzato il livello di attenzione sull'antivirus, lo ha detto Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie, che ieri ha firmato una circolare. Negli aeroporti di Palermo e di Catania invece non è stato attivato alcun protocollo sanitario legato all'antivirus. Fecero finta di nientare il vaccino anti-Covid durante la pandemia, confermata in appello la condanna per i 2 infermieri Giorgia Camarda e Filippo Accetta, rispettivamente a 6 anni, a 4 anni e 6 mesi. In cambio di 100 o 400 euro gettavano le dosi su un batuffolo di cotone e i Novax andavano via con il certificato per il Green Pass. Rissa finita nel sangue. Ieri sera ad Aragona, in provincia di Agrigento, 4 giovani tunisini si sono affrontati con bottiglie di vetro rotte. Sentiamo Davide Sardo. Attimi di paura ieri sera ad Aragona, nell'Agrigentino, dove una violenta rissa tra giovani tunisini scoppiata nei pressi del mercatino coperto si è trasformata in un bagno di sangue. Solo per caso non ci sono stati morti. Secondo una prima ricostruzione, alla base della lite ci sarebbero futili motivi. 4 extracomunitari, ospiti di diverse comunità del territorio che accolgono migranti, si sono affrontati colpendosi anche con bottiglie di vetro rotte trasformate in vere e proprie armi. 2 dei coinvolti sono stati medicati dalla guardia medica, mentre uno, ferito in modo più grave e dopo aver perso molto sangue, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Agrigento. Un altro dei partecipanti alla rissa risulta al momento irreperibile. Provvidenziale intervento di alcuni residenti di via Alberto Mario che hanno prestato i primi soccorsi a uno dei feriti. Immediato anche l'arrivo dei carabinieri di Aragona, intervenuti tempestivamente per riportare la calma e avviare le indagini. I militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere sorveglianza per chiarire il movente della rissa. Al momento nessuno dei coinvolti ha presentato querela. Ancora una volta fondamentale la presenza costante del controllo del territorio da parte dei carabinieri di Aragona. E c'è un aggiornamento per quanto riguarda la notizia del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è riunito sull'escalation di violenza. A Sferracavallo si terrà anche la prossima seduta pubblica della Commissione regionale antimafia che sarà il 28 maggio. Alla luce dei gravi fatti di violenza e intimidazione registrati a Caltagirone, Catania e Palermo e di fronte ad un'attività estortiva che torna ad essere violentemente visibile, la Commissione regionale antimafia, ha detto il suo presidente Cracolici, ha deciso di fare la sua parte tenendo una seduta nella borgata di Sferracavallo a Palermo all'interno di un istituto scolastico. Continui disservizi idrici nella zona sud di Siracusa, residenti esasperati, la causa è dovuta alle reti colabrodo e non alla carenza di acqua. Francesco Aloi. Ci sono tantissimi B&B, come facciano le persone a poter fare anche le altre attività? L'acqua c'è, ma si disperde lungo la strada, nelle condutture. A Siracusa, se non è emergenza, poco ci manca. Le interruzioni idriche sono all'ordine del giorno. Quando torna l'acqua è sempre veramente sporca, piena di ruggine, di terra. Considerando ora ovviamente la stagione torrida che sta arrivando, è un problema ovviamente che si andrà ovviamente ad inasprire. Ad essere colpiti sono soprattutto i quartieri della zona sud, Borgata e Ortigia in primis. Quando non c'è l'acqua è un disastro. Siam è la società che gestisce il servizio idrico, ancora per qualche settimana però, perché poi subentrerà Retusacque. La colpa, ci dicono, è della vetustà della rete. Tubazioni vecchie che causano perdite superiori al 65%. Eppure, si diceva una volta, l'acqua è un bene prezioso. Tutti i progetti che sono stati presentati per contributi pubblici non sono andati a buon fine in quanto la SIAM è gestore solo del comune di Siracusa e non di tutto l'ATO come prevede la legge.
Sopralluogo dei funzionari di polizia a Lampedusa, dove il 4 luglio prossimo arriverà Papa Leone XIV. Fra residenti e fedeli è prevista la presenza di almeno 15.000 persone. Tra le tappe del sopralluogo il cimitero di Cala Pisana, dove il pontefice arriverà per un momento di raccoglimento sulle tombe dei migranti, poi la Porta d'Europa, simbolo dell'approdo e della speranza, il molo Favaloro che sarà intitolato a Papa Francesco. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Calcoli diversi tra Guardia di Finanza e Avvocatura dello Stato nel processo per corruzione e truffa al presidente dell'Ars Galvagno. Per il reato di peculato contestato a Galvagno, sotto processo a Palermo anche per corruzione e truffa, i danni nei confronti dell'amministrazione pubblica ammontano, secondo l'accusa, ad oltre 36.000 euro, cifra quantificata dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza. Ma per l'Avvocatura dello Stato, che assiste l'Assemblea regionale e la Regione siciliana, che si sono costituite parti civili, il danno per le casse del Parlamento sarebbe di solo 215 euro. Una differenza sostanziale fra le due somme dovuta ad una valutazione diversa delle voci contestabili per il presunto uso illegittimo dell'auto blu in 59 casi. Da Catania al futuro dell'impresa femminile, al via la terza edizione del premio internazionale Linfa Raffaella Mandarano. Sentiamo Orazio Longo. Una iniziativa che guarda al futuro dell'innovazione nel nome di Raffaella Mandarano, manager catanese, visionaria, appassionata, attenta ai temi della sostenibilità e dell'impatto sociale, scomparsa prematuramente nel gennaio del 2024. A Catania prende il via la terza edizione del premio internazionale Linfa, dedicato all'imprenditoria femminile giovanile e rivolto a donne tra i 18 e i 35 anni. Il premio consiste in un percorso di formazione imprenditoriale del valore di 10.000 euro più un 2.000 euro di pocket money, che dura 4 mesi e permette di sviluppare l'impresa dall'idea imprenditoriale fino alla formazione, alla costituzione della start-up e l'accompagnamento anche successivo fino a inserire l'impresa in un ambiente, in un ecosistema che le permette di svilupparsi. Il premio gode del patrocinio dell'Università di Catania, della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia e di Humanitas, Istituto Clinico Catanese. A sostenere l'iniziativa anche realtà che con Mandarano hanno condiviso visione, progetti e percorsi di crescita da quando a 25 anni fondò la sua prima azienda. La partecipazione è gratuita, il bando e il form di iscrizione sono disponibili fino al 16 settembre sul sito associazionemandarano.org. La consegna del premio è prevista per il 9 ottobre. La banda muta che accompagnava i funerali senza suonare diventa un cortometraggio che racconta questa antica tradizione siciliana. Un funerale senza musica, senza applausi, solo il peso del silenzio. È da qui che parte La Banda Muta, il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Alessia Bottone, ispirato all'omonimo racconto dello scrittore siciliano Gaetano Savatteri. Ambientato nella Sicilia degli anni 30, riporta alla luce una tradizione ormai scomparsa, quella della banda muta, chiamata ad accompagnare i funerali senza suonare, in segno di rispetto per il dolore. Il protagonista Manfredi, interpretato dall'attore siciliano Piero Nicosia, si ritrova durante l'ultimo saluto a un amico immerso in una realtà che conosciamo bene, conversazioni fuori luogo, protagonismi che quasi cancellano il senso stesso del lutto. Perché oggi anche il dolore sembra aver bisogno di essere mostrato, fotografato, condiviso. Dai funerali delle celebrità ai selfie davanti alle tragedie, il silenzio sembra diventato insopportabile. E allora La Banda Muta non racconta solo una tradizione siciliana dimenticata, ma mette a confronto due mondi, quello di ieri dove il rispetto passava dall'assenza di rumore e quello contemporaneo dove spesso il bisogno di esserci supera persino il bisogno di raccoglimento. Il rispetto del silenzio, quello che riscontro io oggi che manca all'interno dei funerali, che sono diventati dei luoghi di network o soprattutto dei luoghi dove dire io c'ero. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva, con il Palermo che si prepara all'esordio nei play-off, mentre il Catania domani riprende gli allenamenti. A tra poco.
Siamo al calcio, il Palermo alza i giri del motore in vista dell'esordio ai play-off che sarà domenica sera. Ieri allenamento a porte aperte al Barbera. Marco Gullà. Stasera il Palermo conoscerà l'avversario per la semifinale play-off. Al Ceravolo c'è in programma Catanzaro-Avellino, partita secca. Gli irpini, se vorranno passare il turno, dovranno necessariamente vincere. Il Palermo quindi inizia a lavorare in vista della gara d'andata che si giocherà domenica sera fuori casa. Ieri seduta ad allenamento a porta aperta al Barbera, anche se con una coda polemica da parte di molti tifosi rosanero che per entrare hanno dovuto attendere anche un'ora fuori dallo stadio a causa della registrazione in un portale per l'ingresso al Barbera. Gli ultras rosanero hanno poi abbandonato gli spalti in segno di protesta. Non sono mancati però applausi e cori per la squadra di Pippo Inzaghi. Inzaghi per la gara di domenica sera alle 20 tornerà a schierare i suoi fedelissimi. Dopo il turnover delle ultime 2 giornate, giocatori come Ranocchi e Segre torneranno titolari, così come Palumbo sulla tre quarti alle spalle di Poyampalo. Unico dubbio il ballottaggio tra Jonsen e Leduaron. E poi in difesa potrebbe essere arretrato Pierozzi con Rui Modesto titolare sulla corsia di destra a centrocampo. Giornata di riposo per il Catania dopo il ritiro, domani mattina invece riprende gli allenamenti in vista del sorteggio di giovedì che stabilirà l'avversaria nei play-off. Marco Carli. Una giornata di pausa dopo il ritiro e in vista dei playoff. Il Catania è tornato in sede e riprenderà il lavoro mercoledì mattina. Giovedì, giornata importante perché ci sarà il sorteggio in cui si capirà l'avversario dei rossazzurri dopo il ritorno del primo turno della fase nazionale. Teste di serie favorite dal risultato dell'andata e dal regolamento che prevede il passaggio del turno anche in caso di risultato complessivo di parità. Se passassero tutte le squadre impegnate in casa nel ritorno, il Catania nei quarti non potrebbe affrontare il Ravenna, che sarebbe la migliore delle qualificate. Se i romagnoli non andassero avanti, diventerebbe testa di serie la Salernitana ed in seguito il Renate. In bianco, nella grafica, le squadre ancora in corsa e il loro ranking. Mercoledì sera ne resteranno solo 8, fra cui il Catania, che giovedì giocherà l'amichevole con il Santa Venerina al Massimino. Intanto si è parlato molto in queste settimane del cammino delle seconde classificate al termine della stagione regolare nei successivi playoff. Su 9 edizioni, le seconde nei vari gironi hanno avuto la meglio 4 volte. Numeri, dati, scaramanzie a cui aggrapparsi che Toscano probabilmente non vuole neanche sentire. La parola per fortuna passerà a breve al campo. Da domenica anche il Catania farà sul serio. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.